Salut a tutti e compacui in Pugnagni, settimana oggi PM a Gazalta per i droit un giovane appassionato di ganto che di no insegnante alla Sojo Scuola in Festa Noi Vuleli, ridroemo a Matteo Bosieglav. RCFM e Campacui. Dunque, io sono di Agasalta, di un paese di mamma e ad un grande qui sono ad un bastia, ma di un grande qui con i miei amici, con la mia famiglia e io voglio morire qui. Per me la musica è più che una passione di mia vita. Infatti è venuta di un Moabu, perché un Moabu suona la chitarra, suona il piano, di percussione, ha giocato quando era giù certe serenate gunelli. Serenade gigante, poi serenade e mi sono gampato con que e di que che mi piaciuto. E io lavoro a scuola in festa, che è a scuola in musica e vuleli, ho fatto un stage un giorno con la missione locale e ho iniziato già all'Orde Giovanni, quindi ho fatto un stage di 2 settimane. Dopo ho fatto un service civique e dopo il service civique ho fatto un mio contratto. Dunque noi con Feli e con loro facciamo i corsi giganti. Dunque c'è un sveglio musicale per i idee da 3 a 7 anni che imparano delle musiche a cantare appena quelle piccole filastrocche, quelle canzoni e di ben per la lingua, per tramandare la lingua, perché facciamo un bel lavoro pedagogico non per la lingua, di quello più importante. E dopo un canto collettivo, questi idee appena più grandi, da 8 a 18 anni. Io direi un sogno di lavorare non la musica era un sogno e con scuola in festa lavoro con la musica e questi idee perché ho passato anche un baffà quando avevo 17 anni, dunque ho passato un baffà e dopo ho lavorato con Feli e loro a scuola in festa da poi 5 anni ora. E mi ha cantato una piccola canzone di Giampaolo Poletti che si chiama Perché canto. Per gli giorni maio arrambati a ugello e la donuta scema di libertà fiorita per bane ad aula due luci un candello che traisce il silenzio gente ad unida, gente ad unida. Canto. Per l'errante chi bene abbeia lontana per uso da du berso tu la spada per un ganto e gime non tua la tramontana per a gulomba viva chi ti insegna la strada chi ti insegna la strada. E domani volteremo una porta al centro di soccorso per i droit e spindivori di Castaniccia e ritroveremo Gabidano Filippo Pietri a domani dunque per la nostra terza tappa di Campacui in Pugnagni. RCFM e Campacui.